in questo momento in cui ci alziamo in piedi e preghiamo per iniziare il nostro culto, davvero, se momento buono, positivo, in cui puoi affidarti al Signore, puoi parlare al Signore in qualsiasi modo tu voglia, non importa che tu abbia un lessico sofisticato, grandi parole, qualcosa di ricercato, a modo tuo, nella tua disperazione, con il tuo dolore, il tuo sentimento. Perciò alziamoci in piedi e preghiamo per iniziare il nostro culto. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di celebrarti, di onorarti. Ti ringraziamo per le nostre vite, le nostre famiglie. Ti ringraziamo, Padre, per tutto questo e molto, molto altro. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questo momento di culto, che tu possa benedire questa lode, la riflessione che faremo dopo, anche nei piccoli gruppi. E ti chiediamo, Padre, che tu possa accettare questi nostri sforzi che noi facciamo a te, non perché vogliamo comprare qualcosa da te, non perché ce lo vogliamo meritare, ma perché riconosciamo chi tu sei, cosa fai e le grandi cose che hai già fatto nelle nostre vite. Tutto questo ti chiediamo, tutto questo noi proclamiamo sempre e solo in nome del tuo santo amato figlio che hai deciso di donare per noi, Gesù, sulla croce. Nel nome di Gesù, amen. Cantiamo insieme. Questa sera possa essere un momento, una serata dove possiamo lodare il nostro Dio con gioia, con allegria, anche se siamo pochi, anche se magari fa caldo, forse non è stata una settimana perfetta, però comunque abbiamo la possibilità che molti non hanno di poter lodare con gioia in un gruppo bello, lodare il nostro Signore in libertà.
ed è una cosa che molte persone non hanno nei loro paesi, nella loro vita. Cantiamo insieme. Suo figlio amato, perché morisse al posto mio, in croce morì. Signore, che questa sera possiamo lodarti con gioia, Padre, sapendo che tu sei un Dio potente, sei un Dio grande. Ti ringrazio per le nostre vite, Signore, per le nostre famiglie, per ogni cosa che viviamo, Padre. Ti chiedo che tu possa benedire questa serata, che possiamo lodarti con gioia, Signore. In nome di Gesù. Amen. Come è diventato prassi ormai nei nostri culti in mezzo alla lode, vogliamo fermarci un attimino e voler dedicare un momento alla preghiera. In particolare la preghiera per i nostri fratelli che, come ha detto prima Patrick, non hanno questa fortuna, questa benedizione che abbiamo noi di incontrarci, di poter proclamare ad alta voce il nome di Dio, poterlo lodare insieme, poter cantare a squarciagola. In particolare questo mese pregheremo per i nostri fratelli nello Yemen, un paese nella penisola araba, purtroppo sempre nella top 10 o lì vicino dei paesi che perseguitano i cristiani. Sappiamo bene che i nostri fratelli della penisola araba o in generale dei paesi arabi affrontano una situazione difficile per come
i governi, seguendo la Sharia, la legge islamica, scelgono di perseguitare, di distruggere il più possibile la vita delle persone che hanno scelto di accettare Cristo. Questa persecuzione ha tante forme, magari non l'uccisione proprio, così l'omicidio istantaneo, però ci sono tanti modi in cui le famiglie prendono queste persone considerate inferiori perché cristiane e piano piano le respingono, le costringono, magari le minacciano per non professare la loro fede. Perciò, come abbiamo fatto gli scorsi sabati, adesso ci divideremo in piccoli gruppi, 2, 3 persone, guarda la persona al tuo fianco e prenderemo un momento per pregare. Così qualche minuto, poi concluderò con una preghiera e avremo ancora un canto prima del nostro momento con la parola. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità che abbiamo di riunirci insieme sotto la luce del sole. Ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo nel nostro paese di poter dichiarare pubblicamente il tuo santo nome e ti ringraziamo, Padre, anche per i nostri fratelli che nello Yemen in particolare stanno combattendo per proclamare il tuo Vangelo. Ti ringraziamo anche nel momento della difficoltà perché riconosciamo che tu sei grande, sei potente, che questa è la tua sacra volontà e noi la vogliamo rispettare al meglio con i nostri sforzi, con le nostre vite, con tutto quello che possiamo offrire a te, Padre. Ti chiediamo che tu possa in questo momento volgere il tuo sguardo favorevole verso i nostri fratelli che in questo momento stanno affrontando un momento così difficile e complicato. Ti preghiamo, Padre, che tu possa rassicurare i loro cuori, consolare il dolore della loro perdita e aiutarli, Padre, aiutarli in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto, a proclamare il tuo santo nome, a trovare orecchie favorevoli alla tua parola. Ti chiediamo, Padre, che tu possa ammorbidire i cuori dei leader politici dei paesi che perseguitano i cristiani, in modo che il tuo nome possa essere proclamato liberamente
pubblicamente da tutte le tribù, tutte le nazioni, tutte le lingue. Noi tutto questo ti chiediamo, Padre, sempre solo appellandoci alla tua infinita grazia, alla tua infinita misericordia. Nel nome di Gesù. Amen. Rialziamoci in piedi per poter cantare insieme un'ultima canzone. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La tua voce è come un tuono, splendi maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te. Tu sei il santo solo Re. Santo, santo è Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Sorprendente è il nome di Gesù, il pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è
adoriamo, Signore, questa sera, Padre. Ti adoriamo perché tu sei degno, Signore. Sei un Dio degno, sei un Dio grande, Padre. La nostra voce va a te, Signore. Che la nostra voce possa essere un suono suave alle tue orecchie, Padre. Che possiamo questa sera lodarti, Signore, imparare di più di te, Padre. Nel nome di Gesù tu possa cambiare le nostre vite, Signore. Amen. Cantiamo, Santo. Santo, Santo è Dio onnipotente. Era, ed io ti adoro. Grazie, Padre, per questo momento, Signore. Che con questa sera, Padre, tu possa toccare i nostri cuori, Signore. Che tu possa aiutarci a capire la tua volontà, Padre. Che possiamo cambiare nei piccoli dettagli come tu vuoi, Signore. Che la tua voce possa arrivare alle nostre orecchie, Signore. Che la tua parola possa essere chiara ai nostri occhi. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Come stiamo guardando da un bel po' di sabati a questa parte, continuiamo a studiare quella che tra un po' diventerà la lettera favorita di molti. Oppure no, va bene, vi può anche non piacere, cioè nel senso, chi sono io per dirvi cosa vi deve o non vi deve piacere della Bibbia, ma giusto per ripassare, come sono sicuro che molti di voi ormai sapranno a memoria, stiamo da diversi sabati ormai studiando la lettera ai... Chi vive? Chi regna? Al suo nome? E al suo popolo? Di nuovo più forte, chi vive? Chi regna? Al suo nome? E al suo popolo? Ah, quindi la voce ce l'avete, molto bene. Allora, stiamo studiando da diversi sabati la lettera ai Galati, ecco, un po' più convinti. In particolare oggi siamo ancora fermi al capitolo numero 3, wow, bravi, grandi preadolescenti che sono bene attenti e si ricordano di tutto. Ricapitolando le puntate precedenti, sappiamo che la Chiesa dei Galati era minacciata da delle eresie giudizzanti. Cosa vuol dire? Delle eresie che volevano che i nuovi cristiani seguissero le leggi ebraiche. In che senso le leggi? Tutte le usanze, tutti i costumi dietetici, tutte le usanze cerimoniali, tutte le usanze comportamentali che gli ebrei fino ad oggi seguono in un modo o nell'altro. Perciò Paolo scrive questa dura lettera per distruggere le basi di questa eresia e poter così proteggere i primissimi cristiani, poter così proteggere la Chiesa primitiva. In particolare, qui nel terzo capitolo, in cui siamo oggi, Paolo si concentra sulla legge e la fede in Cristo, la fede e la promessa di Dio e su come noi siamo chiamati, considerati a tutti gli effetti figli di Dio per fede. Oggi studieremo da vicino i versetti 23 e 25, perciò Galati capitolo 3 versetto 23 fino al versetto 25. Potete tenere le vostre Bibbie aperte in questo testo, ci concentreremo solo su questo, non salteremo in giro, è davvero più un ripasso e consolidamento di quello che abbiamo visto tutti i precedenti sabati. Perciò sta scritto: ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. Preghiamo che il Signore ci possa parlare stasera attraverso questo testo.
Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che fai, tutto quello che sei, per le nostre famiglie, le nostre chiese, le nostre comunità. Ti ringraziamo per questa parola che possiamo leggere, possiamo studiare oggi insieme come comunità, con i nostri fratelli, e ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire non solo questo momento, ma anche i successivi momenti dei piccoli studi, i nostri ritorni a casa, tutta la nostra settimana, affinché possiamo continuare a camminare secondo la tua volontà e affinché questo testo possa lasciare veri frutti all'interno della nostra anima e che questo possa consolidare la nostra fede in te. Tutto questo noi ti chiediamo, Padre, oggi e sempre, nel nome di Gesù. Amen. Durante questa disserzione dell'eresia legalista che girava nella chiesa dei Galati, Paolo si concentra sempre su due punti molto importanti, due categorie che sono sempre a confronto: la legge e la grazia. Vivere sotto la legge e vivere sotto la grazia. Cosa differenzia una dall'altra? Perché è importante la differenza e cosa implica vivere sotto la legge e sotto la grazia? Di nuovo, l'eresia era che i credenti dell'epoca dovessero tutti quanti sforzarsi per vivere sotto la legge, mentre Paolo diceva non ce n'era più bisogno, qui adesso voi potete vivere per grazia. Perché davanti alla sana dottrina della giustificazione è normale che sorgano domande come: se la promessa fatta da Abramo, la promessa che sarebbe arrivato un Salvatore, la promessa che un giorno si sarebbe compiuta la legge, se tutto questo esiste, se la fede è sufficiente per essere salvati, se tutto noi lo riceviamo solo per grazia, perché la legge? A cosa serve la legge? Chi ha istituito la legge? Come può questa legge oggi toccare me? O perché, o ancora altre domande che possiamo porci, perché Dio ha scelto di dare la legge attraverso Mosè, attraverso un mediatore, oppure rivelandola attraverso degli angeli? Abbiamo visto nel versetto 19, nei sabati passati, come la legge è stata aggiunta alla promessa a causa delle nostre trasgressioni. Se vi ricordate nelle vostre Bibbie, Genesi capitolo 3, subito dopo il peccato originale arriva immediatamente la prima promessa da parte di Dio. Arriverà un momento in cui voi sarete sollevati da questo. Arriverà un momento in cui questo peccato, questo diavolo, questo Satana verrà sconfitto. Voi attenderete un Messia, utilizzando la terminologia biblica. Però gli israeliti, gli ebrei, nonostante fossero il popolo particolare di Dio, nonostante avessero visto i grandi miracoli che Dio aveva fatto, nonostante avessero tutte le carte in tavola per essere dei personaggi davvero santi che alleggiavano a 1 metro da terra da quanto erano santi, peccavano come me, peccavano come te, peccavano come tutti noi, peccavano come i popoli circostanti, in alcuni casi addirittura peccavano peggio dei popoli circostanti. Perciò la legge fu data per convincerli del peccato. Lo scopo della legge era mostrare agli ebrei dove sbagliavano, come sbagliavano e come non ci fosse nessuna speranza di, solo comportandosi bene, accedere al paradiso. Perché nella nostra società magari viene ripetuto più volte o comunque viene trasmessa questa idea che il paradiso è pieno di brave persone e di angioletti con l'aureola sulla testa. Ma noi cristiani, dopo aver letto la lettera di Galati, sappiamo che non è così. Non è così semplice questo sistema karmico del ti comporti bene, vai in paradiso, ti comporti male, vai all'inferno. Perché se pensiamo, se si è salvi per la legge, se continuiamo a pensare che le opere ci comprano il biglietto per l'eternità con Dio, chi di noi è effettivamente degno di andare in eternità con Dio? Perché la legge, compiuta sia nel Pentateuco come in altri manoscritti, è davvero tanto, e la legge è così complicata ed è davvero così pesante ed è in alcuni tratti, perdonatemi la parola se offende la vostra sensibilità, ma la legge è terrificante appunto perché Dio, essendo la santità, il concetto di santità, Dio non è semplicemente santo, ma è il concetto stesso di santità e di giustizia, ha bisogno
di esprimere una legge giusta al 100% in tutte le sue virgole, in tutti i suoi iota, in tutti i suoi punti, in tutte le sue i, le sue o, in tutto. Perciò la legge serviva a trattenere il popolo dal peccare, perché la legge diceva chiaramente cosa era giusto, cosa era sbagliato, gli diceva anche le conseguenze di cosa era sbagliato, gli istruiva riguardo dei sacrifici che dovevano fare per farsi perdonare da Dio, per poter accedere ad avere un rapporto con Dio. Qualcosa doveva essere sacrificato. Di nuovo, sto andando veloce perché qua sono tutte cose che abbiamo macinato durante gli ultimi sabati, però questa concezione che c'erano dei sacrifici che dovevano essere fatti. La legge serviva ad instillare loro un timore reverenziale, mostrare loro come l'uomo da solo non può essere perfetto. La legge serviva a mostrare come la promessa era l'unica possibilità, l'unica cosa che gli permettesse di salvarsi. La legge serviva a sottolineare la loro necessità di un Salvatore, di un Messia, di qualcuno che potesse arrivare e sacrificarsi per permettere l'accesso a Dio. La legge fu data a questo scopo fino all'arrivo di Gesù, che doveva compierla. Gesù non è venuto per distruggere, ma è venuto per compiere la legge. Lui, l'unico uomo perfetto, l'unica persona che poteva davvero seguire fino all'ultima virgola la legge, è venuto, l'ha vissuta per poterla compiere e allo stesso tempo offrire un nuovo patto. Con la morte e la risurrezione di Cristo noi abbiamo un nuovo patto, una piena scoperta della promessa divina fatta sin dall'inizio. Perciò quello che fa Gesù non è tanto arrivare a azzerare tutto quello che c'era e costruire sopra qualcosa di nuovo. No, Gesù arriva che c'era già qualcosa, la promessa. Quello che Gesù fa è prendere questo enorme proiettore e puntarlo verso la promessa e dire: ve la ricordate? È qui, di nuovo, voi dovete appellarvi a questo e non alla legge. La legge era soltanto, diciamo, al posto di questo gigantesco proiettore, una piccola torcia che doveva puntare verso la promessa e dire: è impossibile per voi essere giusti, è impossibile per voi fare tutte le cose per benino. Avete bisogno di qualcuno che si sacrifichi, di qualcuno che metta la sua buona parola, di qualcuno che mette il suo buon nome. Perciò, con questa nuova dispensazione, questa nuova consegna che Dio dà a noi, abbiamo accesso a un nuovo patto, migliore del primo, una salvezza per grazia, la teologia della giustificazione, che, risottolineiamolo, è la buona teologia. Abbiamo la teologia per giustificazione e la teologia della salvezza per opere. E in Galati, di nuovo, ancora e ancora, Paolo risottolinea, Paolo arriva ad insultare i Galati, arriva a dirgli: ma siete matti? Che io sono venuto, vi ho proclamato il Vangelo, vi ho dato la verità in mano e voi vi siete girati dall'altra parte? Di nuovo, rileggiamo un attimino Galati 3, versetti dal 23 al 25, nelle vostre Bibbie, che potete lasciare aperte perché non ci toglieremo da lì. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Notate il campo semantico di questo versetto, le parole che utilizza Paolo, la custodia della legge, eravamo tenuti rinchiusi, alcune traduzioni dicono incatenati. Se sfogliate le pagine della vostra Bibbia e leggete i versetti subito prima, utilizza una terminologia molto pesante, perché la legge è pesante. La legge non è un qualcosa che va vestito e portato perché è leggero, è un giogo. Avete presenti quando nell'antichità dovevano arare un campo, prendevano 2 buoi e gli mettevano questo pesantissimo pezzo di legno sul collo in modo tale che loro potessero trascinare l'aratro? Quello è il giogo. E la legge è un gioco sopra i nostri colli. Continuando al versetto 24, così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. L'Apostolo ci ricorda la condizione degli ebrei prima che venisse la fede, ossia prima che arrivasse Cristo e la dottrina della liberazione fosse pienamente scoperta. Gli ebrei erano obbligati, sotto severe pene, perché di nuovo la legge era o tutto o nulla. Non segui la legge? Il tuo destino è l'inferno, il tuo destino è la dannazione, il tuo destino è l'ira dell'Onnipotente su di te, sui tuoi figli e i figli dei tuoi figli, sulla tua città, sul tuo bestiame, sulla tua famiglia.
Questa era la legge. Perciò gli ebrei erano obbligati ad avere questa strettissima osservanza di essa. Fra alcuni grandi concetti ebraici giudizzanti troviamo anche la questione di non vestire vesti fatti di materiali diversi. Non so voi, ma se andate nel vostro armadio in questo momento e guardate le etichette delle vostre magliette, dei vostri pantaloni, non so quanto del vostro guardaroba sia libero da questa cosa. Gli ebrei devono seguire questo comandamento, gli ebrei che vogliono seguire la legge in tutto per tutto. Noi cristiani no. Perciò questa vita sotto il terrore, sotto la disciplina, questo per mostrare l'assoluta necessità di Cristo. Perché la realtà biblica è che o Cristo o nulla, o Cristo o morte. Ed è questa la gioia che noi cristiani abbiamo, che abbiamo appunto Cristo. Cristo è assolutamente necessario. Non so quanti di voi in matematica hanno trovato la locuzione che di solito viene utilizzata nei teoremi, sine qua non. È impossibile senza questo. Paolo inoltre utilizza nella lettera ai Galati alcune parole che in italiano hanno perso un po' magari il peso, però le negazioni che utilizza nell'originale greco sono le più pesanti che puoi scrivere in quella lingua. Alcune traduzioni in italiano, quando Paolo scrive perciò senza Cristo potremmo arrivare alla salvezza? E in alcune traduzioni c'è scritto no di certo, altre traduzioni dicono Dio non voglia, una locuzione molto, molto del Medioevo. Ma questo, di nuovo, per convincere, per persuadere gli ebrei che erano sotto questa legge, che erano sotto questa imposizione di queste regole, ad accettare Gesù. Perché di nuovo, da un punto di vista ebraico, di qualcuno che ha vissuto tutta la vita sotto questo terrore, sotto questa paura, sotto questa imposizione, sotto questo è lunedì, il mio ultimo sacrificio è stato domenica, quindi io adesso sono scoperto, se muoio adesso io vado all'inferno, devo assolutamente trovare un sacrificio per farmi perdonare da Dio, devo assolutamente trovare un modo per togliere questa impurità da me, tutto questo terrore, e arriva questa figura, il Messia, questo uomo che dice di essere figlio di Dio, ti presenta dei fatti assolutamente limpidi come il sole, qualcosa che davvero ti possa arrivare e possa dire guarda, queste sono le prove che io sono il figlio di Dio, io sono venuto qua per dirti basta, io sono venuto qua per dirti ti libero da tutto questo. Stupendo, no? Questo era lo scopo della legge, perciò la legge li ha accompagnati. La legge ha ammaestrato gli ebrei, preparati alla giustificazione per fede. Per fede inteso quella compiuta, quella che abbiamo davvero con Cristo. Nel versetto 24 appare la figura del precettore. Alcune traduzioni di nuovo insegnante, maestro. La mia aveva precettore, a me piace la parola precettore, ho scritto la prossima mezza pagina sulla definizione di precettore, perciò noi seguiremo la traduzione del precettore. Il precettore era la persona addetta all'istruzione e all'ammaestramento dei figli di famiglie ricche o nobili. Era l'insegnante privato, se così vogliamo dire, dell'epoca. Oggi è una figura quasi scomparsa, perché abbiamo scuole pubbliche, perché abbiamo università, abbiamo istituti, abbiamo questo, abbiamo quello. All'epoca no. Questo era il metodo che avevano le famiglie per poter istruire i propri figli. Il precettore in particolare lo possiamo pescare dalla parola specifica che Paolo utilizza dal greco, era un servo fidato della famiglia, molto probabilmente un servo greco, che sapesse le lingue, le abitudini, i costumi orientali, che doveva ammaestrare il giovane figlio del proprietario o comunque del pater famiglia. E questo ammaestramento lo possiamo raccogliere dalle fonti storiche. Non era come oggi il bellissimo metodo del se non fai i compiti, nota sul registro, oppure non sapevi questa domanda, hai preso 4 punti su 10. L'ammaestramento di un'epoca era ammaestrare, era duro,
era cattivo, era preciso, dritto al punto. Perciò fra i giovani era normale avere un sentimento del non vedo l'ora di raggiungere la maggiore età e potermi liberare di questo tizio, e poter essere giudice di me stesso, e poter io arrangiarmi con la mia istruzione. Questa è l'immagine che Paolo evoca quando utilizza la figura del precettore, una figura rigida, molto severa, di cui i bambini non vedevano l'ora di liberarsene. Davvero. Quanti qua hanno meno di... cos'è la scuola dell'obbligo? 16? Quanti qua hanno meno di 16? Meno di 16 sulle manine? Frati, dovevi sedere qua perché a quanto pare c'è questa comitiva. Molti di voi sono in quella che è considerata la scuola dell'obbligo. La scuola che, se non ci vai, se manchi più di 1, 2, 50, 100, 150 volte, ti mandano i carabinieri a casa per vedere che cosa sta succedendo. Quanti qua non vedono l'ora di superare i 16 in modo tale da non dover più gestire sta roba della scuola, non dover più fare i compiti? Ringraziamo l'onestà. Per molti altri di noi i famosi 18 passano per la testa, il momento in cui finalmente sono un uomo libero, sono un uomo davanti alla legge, wow! Il momento in cui posso prendere la patente, posso andare fuori con gli amici, il momento in cui finalmente non chiedono più i documenti della mamma e del papà, ma il momento in cui io posso fermarmi le giustifiche per rimanere a casa, le giustifiche dei ritardi. Perciò la figura del precettore è una figura collegata a quando si è minorenni, possiamo tradurlo utilizzando il linguaggio di oggi. Questa figura che ti accompagna fin quando sei bambino, che serve a insegnarti, serve a ammaestrarti, serve a mostrarti la strada. Questo è il precettore. La legge era il precettore per condurre gli ebrei a Cristo. Paolo utilizza sempre questa forma molto personale, interessante. La legge era il precettore per condurci a Cristo. Questo insegnante severo ma giusto, che accompagnasse gli ebrei, che li istruisse su cos'è peccato, perché è sbagliato, quali sono le conseguenze, eccetera, eccetera, eccetera. La legge dichiarava la mente e la volontà di Dio, chiaramente, nero su bianco, denunciava una maledizione contro di loro per il fallimento nel loro dovere. Il momento in cui tu fallivi ad ottemperare la legge era il momento in cui una maledizione ricadeva su di te, era il momento in cui eri impuro, era il momento in cui tu ti dovevi in qualche modo liberare facendo qualcosa. E li costringeva a una serie di sacrifici che, sebbene non potessero togliere completamente da loro il peccato, servivano a preannunciare Cristo. Perché quando voi aprite la vostra Bibbia trovate un Nuovo e un Vecchio Testamento. E magari essendo cristiani, e anche leggendo la lettera ai Galati, può venire in mente cosa può interessare a me del Vecchio Testamento? Tutta roba da ebrei, tutta roba che non mi interessa, è tutta una legge che sinceramente io sono libero. Però noi cristiani dobbiamo continuare a leggere l'Antico Testamento e pagina per pagina farci sempre la stessa identica domanda. Dov'è Cristo? In queste parole, in questo lungo filo rosso che collega tutti questi racconti, queste storie, queste poesie, questi proverbi, questi salmi, questi cantici, dov'è Cristo? Dov'è Cristo? Il grande sacrificio promesso per compiere appieno la promessa. Ed è così che la legge, questo servo, questo nostro servo, che doveva accompagnarci, doveva istruirci, ha finito il suo lavoro, perché adesso abbiamo Cristo, il vero insegnante, la vera scuola, il livello più alto che puoi avere nella tua istruzione, la vera via della giustificazione e della salvezza, che è solo mediante la fede in Lui. E per evitare che qualcuno interpreti tutte queste parole, tutto questo discorso che Paolo ci sta dando attraverso questi versetti come un... Allora noi dobbiamo mantenere la legge ci fa bene, la legge serviva agli ebrei per indicargli Cristo, noi siamo ancora creature imperfette, portiamocela dietro, facciamoci aiutare, perché la legge, sta scritto, è buona, perfetta e giusta, la volontà di Dio è buona, perfetta e giusta, perché ce ne dobbiamo liberare? Arriva il versetto 25, più chiaro di così non può essere, ma ora che la fede è venuta non siamo più sotto precettore.
Dopo l'arrivo di Cristo, la dispensazione del Vangelo, sotto il quale il Messia, la via del perdono, la giustificazione, la grazia che abbiamo ricevuto tramite la misericordia di Dio, la vita attraverso la fede sono stati resi molto più chiari. Davvero, nero su bianco. Noi non siamo più sotto il precettore, non siamo più sotto la legge, non abbiamo bisogno di questa legge che ci indichi Cristo come serviva agli ebrei, perché noi abbiamo già Cristo. Perciò noi come cristiani siamo liberi da questo terrore, siamo liberi da questo gioco, siamo liberi da questo peso. Perciò, analizzando tutto quello che abbiamo letto finora, possiamo apprezzare la bontà di Dio verso il suo popolo nel dare la legge. Benché in confronto al Vangelo, alla buona notizia che noi abbiamo accesso, la legge ci sembra qualcosa di terribile e terrificante, ci sembra un peso, ci sembra una prigione, ci sembra una catena, ci sembra una condanna, maledizione, dobbiamo riconoscere che la legge era un mezzo necessario per dirigerli verso la verità. La legge era questa cartina che gli ebrei dovevano utilizzare per indirizzarli verso Cristo, per indirizzarli verso il loro dovere verso Dio, per indirizzarli verso cos'è Dio, cosa vuole Dio, qual è la sua volontà, chi è Dio, che caratteristiche ha Dio. Sono tutte domande che noi cristiani ci facciamo oggigiorno e che rispondiamo anche grazie alla legge che Dio ha donato al suo popolo. Poi possiamo apprezzare la grande colpa, la follia per certi casi degli ebrei, nell'aver frainteso la legge, nell'aver abusato con uno scopo diverso da quello dato da Dio, perché loro si aspettavano di essere giustificati per opere. Loro hanno ricevuto questo manuale da tipo 600 articoli di legge e hanno detto, boh, questo vuol dire che se li seguo tutti, io vado in paradiso. Sì e no, perché la conclusione logica è che vedendo questo malloppone da 600 leggi diverse, uno lo guarda e dice, io non riesco a seguire tutto questo. È impossibile per me seguire tutto questo, che era esattamente il punto. Perciò la grande colpa, la follia, il grande peccato, se così possiamo dire, degli ebrei è che loro si aspettavano di essere giustificati per opere, mentre non era mai stato progettato per questo, la legge, ma per convincerli della loro colpa, indicargli la necessità di un Salvatore. La legge, di nuovo, lo risottolineo perché Paolo lo ripete ancora, la legge serve come specchio per arrivare davanti alla legge e poter dire, wow, sono un peccatore, Dio mio, abbi pietà e misericordia di me, io non valgo niente. Questo era lo scopo della legge. Ed è lì che arriva il grande vantaggio dello stato evangelico sopra quello legale. Non solo godiamo di una scoperta e comprensione più chiara della grazia e della misericordia divina, non solo grazie a Cristo arriviamo a livelli di interpretazione dell'Antico Testamento che erano francamente impossibili alle persone dell'epoca, ma siamo anche liberi dalla schiavitù, liberi dall'oppressione, liberi dal terrore, liberi dal giudizio, liberi da tutto quel peso che loro si portavano dietro. Siamo liberi da tutte quelle leggi a cui loro erano tenuti, perché ora non siamo più trattati come bambini, non siamo più trattati come minorenni bisognosi di maestri o di tutori, ma siamo trattati come adulti, come dei maggiorenni, come delle persone capaci di intendere e di volere, che hanno accesso all'eredità. Se vi ricordate nei versetti precedenti di Galati capitolo 3, si utilizzava questa figura dell'erede che non era ancora maggiorenne e quindi aveva bisogno di un tutore legale. Per noi basta, non abbiamo più bisogno di quello. Noi adesso abbiamo raggiunto questa maggiore età, noi abbiamo accesso all'eredità, abbiamo accesso a maggiore libertà, abbiamo accesso a più privilegi di prima. Chiaro, tutto questo comporta delle responsabilità al quale ci dobbiamo ottenere. Sì, perché così è la natura delle cose, ma noi siamo liberi, noi non siamo più prigionieri, noi siamo, Paolo continuerà poi nel versetto 26 a definirci figli di Dio. Una nomenclatura pesante, un titolo, un'etichetta, chiamatela come volete,
piena di significato, ricca di significato. Non è più quel Dio lontano in qualche montagna sperduta che bisogna raggiungere attraverso 3 giorni di cammino, ma è il Dio qui, presente, come Padre. È un Dio che possiamo chiamare Padre nostro. Questo è di nuovo il messaggio di Galati, sia nel capitolo 3, sia nella lettera nella sua totalità. Noi adesso siamo liberi. C'era una promessa che è stata mantenuta attraverso la figura di Cristo. C'è una promessa in verità anche a noi cristiani, futura, che Cristo ritornerà, che avremo una resurrezione, che ci sarà un momento di un giudizio finale in cui saremo con Cristo, con Dio per l'eternità. Ma abbiamo anche la fede qui, oggi, che Cristo è già arrivato, è già morto, è già risuscitato per i nostri peccati. Noi siamo liberi. Vorrei concludere questo studio con una preghiera, perciò vi invito ad alzarvi in piedi anche per poi introdurre così il nostro momento di lode, appellandoci a questa gioia che abbiamo come cristiani, perché noi siamo liberi. La gioia, la felicità, dipendendo dalla vostra versione della Bibbia, è, ricordando sempre, uno spicchio del frutto dello Spirito, appunto perché ogni volta noi possiamo alzarci la mattina e riconoscere: wow, non sono più condannato, non sono più maledetto, non sono più con quel carico di quel Dio che mi sta giudicando dall'alto, che al minimo sbaglio, fulmine, morto. Ma noi siamo liberi da tutto questo, perché non dipende da quello che noi facciamo, ma dipende da quello che noi siamo. O meglio ancora, dipende da quello che Dio è. Lui ha visto la necessità, Lui ha preso e ci ha donato suo figlio, Lui ci dà questa grazia. Grazia, grazia, grazia. Noi siamo giustificati davanti a Dio. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questo messaggio che continui a darci sabato dopo sabato. Ti ringraziamo enormemente per tutto quello che hai fatto nelle nostre vite, per tutto quello che sei, per tutto quello che Cristo ci ha donato attraverso il suo sacrificio. E noi ti ringraziamo per questa liberazione, per questa responsabilità, per tutti i privilegi che sono associati a quello che hai fatto. Ti chiediamo, Padre, che tu possa aiutarci a ricordare questo quando ci sentiamo abbattuti, quando ci sentiamo abbandonati da te per via del nostro peccato. Ti chiediamo, Padre, che tu ci possa sempre ricordare, attraverso quel semino di speranza dentro di noi, che siamo liberi, che siamo tuoi figli e che possiamo chiedere il tuo perdono, possiamo correre alla tua presenza e possiamo ricevere tutto quello che la tua parola ci promette. Ti chiediamo, Padre, di benedire i nostri piccoli studi che avremo a breve, di benedire il restante delle nostre serate, i nostri momenti di comunione, le nostre amicizie, i nostri fratelli, le nostre risate che facciamo insieme. Ti chiediamo, Padre, che tu possa essere sempre presente in tutto questo, che tu non ci possa mai abbandonare e che tu possa farci principalmente sentire la tua presenza. Oggi, prossimo sabato, il culto di domani, il culto della prossima domenica, ti chiediamo sempre, Padre, di essere presente, di poterci parlare e di poter ascoltare quello che noi ti chiediamo. Su questo lo dichiariamo, tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Vi invito a rimanere in piedi per il nostro momento di lode, per il quale invito il gruppo di lode, poi i nostri annunci, poi lode, poi il solito.
Sono nato per adorare. Sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore. Sono nato per adorare, sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per Sono nato per adorare, sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per per Grazie Signore per questo momento, per questa serata. Ti chiediamo Padre che nei piccoli gruppi possiamo capire meglio la tua parola, che tu possa parlare ai nostri cuori, Signore. Benedici le vite di qui presenti, Signore, le vite di quelle persone che magari non sono potute venire, che stanno guardando la casa. Ti chiedo che tu possa venire nelle loro vite, le loro famiglie, e ti chiedo che questa possa essere una settimana benedetta da te, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Amen. Nostri annunci, anche se non ci dovrebbe essere nulla di nuovo rispetto al Golden Standard. Scherzone, abbiamo qualcosa di diverso rispetto al Golden Standard. Abbiamo l'incontro delle coppie, delle giovanissime coppie sposate che sappiamo che ci seguono amabilmente molte volte. Fortissimo, yeah. Ok? E, scusate, sono orbo. È la storia di Elcana e Anna? No, sì, no, boh. Sabato 16 maggio alle ore 20, ok? Perciò le giovanissime coppie possono venire qua sabato 16 maggio, partecipare alla Gamove delle 6:30, per poi alle 8 potersi recare all'incontro delle coppie. Poi abbiamo il nostro bellissimo fantomatico campeggio.
nostro bellissimo campeggio. Se non avete ancora visto i video caricati nella pagina dell'Agamove promozionali, andate a guardare, andate a followare, mandate in direct i reel ai vostri... No, non sono amici. Su Instagram non sono... Sui vostri followers. Yeah. Ok? Abbiamo il nostro campeggio dal 22 al 24 maggio, aperto a, francamente, tutte le età che partecipano ai nostri Agamove. Il costo totale di 130 euro, potete spezzettarlo in semplici e comodissime rate a tasso zero per qualsiasi evenienza, problematica, per l'iscrizione, per avere anche più informazioni potete rivolgervi a Junior, laggiù in fondo, a Junior, ok? Perciò se avete dubbi, perciò se non siete ancora iscritti, come immagino, no, qui, nessuno non è ancora iscritto, vero? Alzi la mano chi è già iscritto a questo campeggio. Chi è già iscritto a questo campeggio? Buon Junior, se vuoi farti una foto di gente da andare poi... Sono più nel palco che lì. Ok! Poi abbiamo il nostro ministero sociale, l'entrata della sala culto lì principale, c'è una raccolta cibo per le famiglie in necessità di tutta la... non di tutta la provincia, di tutto il comune, scusate, che il nostro ministero sociale appoggia sempre, ricordando l'incarico che Gesù, che abbiamo visto anche nella lettera di Giacomo, ci è stato mandato di prenderci cura di poveri, prenderci cura di vedove, prenderci cura di tutte le persone nella necessità. Poi abbiamo anche un altro annuncio più personale, perché abbiamo due membri del nostro Agamove che hanno partecipato attivamente negli ultimi mesi, che hanno preso una piega diversa, una direzione di vita diversa, e al quale vogliamo offrire il nostro supporto, il nostro sostegno, le nostre preghiere. Perciò invito caldamente Emanuele e Alessia, che si sono sposati da 2 mesi, credo, 2 mesi. Emanuele l'ho visto crescere, l'ho preso in braccio, praticamente un pargolo quando l'ho conosciuto, mentre adesso ha deciso di prendere e spiccare il volo. Stavo per dire spiccare un balzo e prendere... va bene. Ok, insomma, lo conosciamo un po' tutti, c'è chi ha un'opinione più alta e chi ha un'opinione più bassa di lui. Quello è un vostro problema, ok? Abbiamo Alessia che ormai ha girovagato entrambi gli emisferi, perché ce ne sono solo 2, per forza di cosa. Perciò hai girovagato tutti gli emisferi, manca ancora tutti i continenti. Quasi, ok. Strano flex, ma ok, noi lo accettiamo. Che saranno bellamente vicino ad Oxford nei prossimi anni della loro vita, dove il Signore li condurrà. Perciò se girate per Londra e non sapete dove andare, potete andare a fargli un fischio, ok? Non mi sto emozionando, il catarro che ho in fondo alla gola, tranquilli. Mi emozionerò venerdì, che è la data della vostra partenza, credo. Non è venerdì, è giovedì. Perciò questo è l'ultimo sabato che avremo con loro, è stato davvero un bellissimo percorso, fino a quando è durato. Speriamo di rincontrarci, speriamo di rivederci. Non so, vuoi dire 2 parole? Ciao a tutti, buonasera. Lo so. No, mi prendo solo 2 minuti perché sono in questa chiesa dal 2018, ormai sono passati un po' di tempo. Molti di voi erano ragazzini quando sono entrato, tanti di voi non c'erano. Samuel è più piccolo di me, quindi è inutile che faccia il gradasso. Quindi l'ho conosciuto a scuola, sono qua grazie a lui, perché alle superiori nel 2015 ti ho conosciuto. No, o 2014 o 15. E ho passato degli anni meravigliosi qua. Nel 2018 ho anche conosciuto questa meravigliosa donna. E abbiamo passato degli ultimi mesi qua veramente molto molto belli. Questa chiesa mi ha dato tanto, tutte le persone qua dentro mi hanno dato tantissimo. Vedo qua la gioventù che ho portato in campeggio, gioventù con cui sono stato in campeggio, meno gioventù là dietro con cui ho fatto varie attività. Se Pastor Caio fossi in questa stanza farei un commento sulla ulteriore meno gioventù, ma lo sentirai in live, non diteglielo. E no, è stato un grande piacere essere qua, questa chiesa mi ha benedetto tantissimo, grazie per tutte le preghiere che avete fatto per noi.
è stato un piacere avere il nostro matrimonio qua, è stato un piacere sentire il vostro abbraccio per tutte queste settimane. Come abbiamo detto, abbiamo comprato i voli 2 ore e mezza fa, quindi giovedì partiremo, quindi sabato prossimo non saremo qua, domenica prossima non saremo qua, domani faremo un momento simile di fronte alla comunità di là in Sala Grande, e quindi è il momento per gli abbracci e per le lacrime dopo. Grazie per tutto quello che avete fatto. Dio vi benedica grandemente, sarete sempre nelle nostre preghiere, sarete a un WhatsApp di distanza e potete ancora scriverci in italiano, non vi preoccupate di questo. E niente, grazie. Ok, quindi chiudiamo il nostro culto e approfittiamo per dare questo magnifico arrivederci a questa coppia di amici, di fratelli, di nostri compagni di cammino. Alziamoci in piedi e preghiamo che il Signore li possa condurre, possa proteggere e li possa sempre guidare secondo la sua volontà, secondo i suoi sentieri. Ti ringraziamo, Padre, in questo momento per la vita di Emanuele, per la vita di Alessia, per tutto quello che hanno fatto in questa chiesa. Ti ringraziamo per tutti i fratelli che hai messo a loro disposizione, che li hai messo accanto. Ti ringrazio per questa opportunità che abbiamo avuto nella nostra vita di incontrarci e ti ringrazio, Padre, anche per questo cambio di rotta che hai deciso di dare loro nella loro vita. Ti chiediamo che tu possa sempre proteggerli, che tu li possa sempre accompagnare, farti sentire vicino con tutte le sfide che ci possono essere davanti a un cambio di regione così grande. Ti chiediamo, Padre, che tu li possa confortare nel momento del bisogno, rallegrare nel momento del bisogno, incoraggiare nel momento del bisogno e che tu possa sempre accompagnare anche i nostri cuori, che nonostante la distanza possiamo sempre continuare a mantenere viva la comunione fra di noi, fra i fratelli della tua Chiesa visibile. Tutto questo ti chiediamo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Perciò grossi saluti, Dio vi benedica, un abbraccio alle persone che sono a casa. Ciao, avete ancora chance di salutare Emanuele e Alessia domani al culto, mi raccomando, non mancate, perché il culto del sabato non sostituisce quello della domenica, ok? Il culto della domenica è il culto della domenica, perciò mi raccomando, tutto è il culto della domenica. E ciao, ci vediamo ai nostri piccoli gruppi. Oh, no, mi sono dimenticato, non ho fatto partire l'applauso, mi sono dimenticato i piccoli gruppi con i pre. Sì, anche i pre sono nei piccoli gruppi. Sì, siete all'interno dei piccoli gruppi. Abbiamo le femminucce con Larissa che alza su una manina e fa anche un salto per farsi riconoscere da tutte quante. Grande Larissa! E abbiamo anche Gabriel, perso nel dimenticare. Lassù in cima, più vicino a Dio, in modo tale che possa ascoltare le sue parole. E basta, vi ho già rubato abbastanza tempo. Ciao, ci vediamo ai nostri piccoli gruppi.